Parti di abiti, zaini, effetti personali, ma anche lo strazio dei resti dei corpi martoriati degli alpinisti travolti dal ghiaccio. Le ricerche, riprese all'alba con i droni supportati dagli elicotteri, stanno riportando a valle frammenti delle tante vite spezzate nella tragedia della Marmolada. Per i familiari, almeno se un reperto poi venisse catalogato e identificato come il loro congiunto, è già una grande cosa, ok? Una grandissima cosa. Peggio sarebbe che non si trova niente. Un recupero straziante e lungo, quello del riconoscimento delle vittime. Al lavoro anche i RIS di Parma per confrontare i resti con il DNA dei parenti, ancora alla ricerca dei propri cari. Il problema è la parte organica da capire a chi appartiene, che ho appena detto ci vorranno probabilmente mesi. Fare tutte le analisi, sono tanti, esteri reperti, ma sono tantissimi. Forse domani o dopodomani gli uomini del soccorso alpino tenteranno l'ispezione del ghiacciaio da terra con gli specialisti delle ricerche e le unità cinofile, ma tutto dipenderà dalle temperature per non mettere a rischio i soccorritori. Se si fa qualcosa, non so se sarà domani o dopodomani, o se si fa qualcosa si fa chiaramente alle prime luci dell'alba. L'ipotesi che qualcuno degli escursionisti sia caduto nei 2 crepacci che si sono aperti nel ghiacciaio rende difficile la possibilità di recuperarli tutti. Da testimonianze che io ho raccolto di persone che hanno visto, insomma, sul posto, può esserci questa eventualità. Lì è chiaro che lì non si potrà più fare niente, perché è talmente alta la superficie del ghiaccio in quel posto lì, in quei posti lì sono 2 crepacci, sono stati completamente coperti, l'abbiamo già detto, mi ripeto, dalla frana. È impossibile, non c'è un qualcosa che può darti una mano a spostare tutte quelle migliaia di metri cubi di ghiaccio e roccia, non è possibile. Le immagini del soccorso alpino girate sulla sommità della Marmolada il giorno prima della tragedia ed oggi mostrano da vicino l'entità del distacco e gli enormi blocchi di ghiaccio che ancora potrebbero cadere. Per questo le autorità hanno deciso di vietare l'accesso a tutta la Marmolada. Abbiamo deciso di chiudere tutta l'area della Marmolada in modo da essere in sicurezza, perché al momento anche ci sono dei potenziali crolli ulteriori della parte caduta, quindi per tutelare appunto tutte le persone abbiamo deciso di chiuderla e poi anche per tutelare i soccorritori che stanno svolgendo un lavoro difficile. Nelle prossime ore verrà fissato, probabilmente per sabato, il giorno di lutto cittadino. Presumibilmente faremo una giornata di lutto cittadino, poi ci sarà una celebrazione da parte del nostro arcivescovo che verrà da Trento. Momento religioso, ecco, un aspetto, è un segno di una parte di una comunità cristiana che vuole essere a suo modo vicino a questo dolore.